buongiorno. Buongiorno. Mi fate un bel taglio di capelli? Certo, li volete tutti indietro? No, è che non ce la fate, vi da Cioè, capito? Pure omicida, sempre a morire, purtroppo dobbiamo morire. Io ho sentito l'altro detenuto, una cosa esagerata. Quello sai che fanno? Cioè, io ci penso, me lo fritto culo. Quello ha detto il detenuto, quello ci stanno tre modi per morire. O con l'iniezione, o con la camera a gas, o con la sedia elettrica. Io sinceramente non lo tengo paura, sempre a morire, però tu qualcosa scegli, per esempio, dammi un'idea, tu che scegli? Gigi, guarda, io ti dico una cosa. Secondo me l'iniezione, a me là, non so, ci fa una poca impressione, no? Non la faccio l'iniezione, non è cosa. La camera a gas? La camera a gas, no, no, gas, ma se devi cambiare. Secondo me è meglio la sedia elettrica. Andiamo con la prima esecuzione. La prima è fallita, andiamo con la seconda. La seconda è fallita, andiamo con la terza. Siccome la sedia elettrica non funziona, lei è stata graziata. E tu che ci fai qua? La sedia elettrica non funziona. Lei ha tre opzioni per morire: l'iniezione, la camera a gas e la sedia elettrica. E che faccia dicere l'iniezione, non so, là mi fa senso, perché poi la sedia elettrica non funziona, andiamo alla camera a gas. Oh, Gigi! Che succede? Oh, è corta merda! Ma quale merda? Che l'è cioccolata? Ma com'è cioccolato? Che è proprio merda! Ma quale merda? È cioccolata? Non insiste. Oh, ma allora si scema, da città che questa è merda! Ma allora si scema, quanto mai che sta cioccolato, ore? No, hai ragione, questa è proprio merda. Ah, guarda, sto sole è bellissimo, già me lo sto godendo, non vedo l'ora delle vacanze, bello, ma ci diverti proprio, bello. Infatti, io quest'anno me ne vado a Ibiza e tu te ne vai in vacanza dai nonni. No, è già linda dai nonni, noi, per piacere. No, Gigi, per forza devi andare dai nonni. Ma no, per forza, ti prego, non ci voglio, dei nonni, no, non ci voglio Gigi, andare. tu devi andare dai nonni, ma perché non ci vuoi andare sti nonni tuoi, fammi capire. Già, la testa del cimitero, no, già. Il seme dell'intelligenza! Comprate il seme dell'intelligenza! Signore e signori, comprate il seme dell'intelligenza! Che cos'è, ciao Linda, che cos'è il seme? Gigi, questo è il seme dell'intelligenza! E quanto costa, 50 euro! Facciami 50 euro, ma non me lo Il seme dell'intelligenza, 50 euro! E tipo di 50 euro, andiamo su. Questo è il seme dell'intelligenza. Linda, ma io me una curiosità, ma che seme è? È un seme di mela! Un seme a mela 50 euro? Cioè, Linda, capito? Un euro, no? A 10-15 mila. In ogni mela ci stanno 4-5 semi. E capi che tu un seme solo ti pigliati 50 euro? Hai visto? Ci ho fatto effetto! Sei più intelligente di prima! E c'hai ragione, è vero, fa una cosa, magari 4-5 semi, poi... No, Gigi, ma te capito oggi, mamma mia, non capisci niente con questo fatto delle tasse! Mi capita a Napoli si compra il tasso con la potenza non succede? Non succede! Te ne fatto di più, no? Avanti! Buongiorno! Buongiorno signore! Ah, visita Pugliere Pillate! Ditemi signore! Io vi ho portato le analisi di mio figlio, volevo sapere come stava con la salute. Signore, non mi preoccupate, vostro figlio scoppia e salute! E ti pare che dalle qualopate. Camerina? Sì? Mi porta qualcosa per finire il pasto? Non so, qualcosa da masticare? Sì. Ecco. Assaggi il nostro salame. Come l'avete chiamato? Questo si chiama salame. Salame? Sì.
visto che le piace così tanto, io ho parlato con il cuoco prima e ti ho fatto mettere un salame da parte, così ve lo portate direttamente a casa. Mica sono freschi, signorina. Immagini se siete davanti, quando la cagasse in pianto. Allora, chi sta qua? Chi sta qua? E chi sta qua? Non fanno troppo cosa, Gigi? Cabù, che? E un uomo qua. Maestro impegnato, cabù. Ti sto facendo sto pazzole, non mi trovo. Ma quando pazzo lei? Come quale è il solito, quello del gallo? Ma quando avevo una città capissi non me lo pazzo ma solo di farlo flex? Uffa! Non mi trovo, scusi, poi Gigi, mamma ne ha. Anche tu dici, a volevo un cioè. Sì, state zitti. Dici. Organo sessuale femminile. Verticale? No, no, orizzontale. Ah, non lo sai. Linda! Linda! Ma tu non sto aspettando, ma non basta verticale, no, no. Oh, un momento, ma solamente se... Ma aspetta un attimo, non trovo che conta solo da un lato. E cominciamo tutto a dire, no, e che fa? Buongiorno. Buongiorno, Giovanni. Signore, già che anzioni. Voi? Eh sì. No, mi volete prendere in giro, scusate. La pensione qua ora nelle persone anziane, poi i baldi. Lei non è né uno né l'altro. No, signore, io sono anziano e ve lo posso pure dimostrare. Allora, ma ve lo spiego brevemente. Mio padre si è risposato con un'altra donna, che è la mia madrina. Mio padre e la mia madrina hanno avuto una figlia, che è la mia sorellastra. Questa mia sorellastra si è sposata e ha avuto una bambina. Questa bambina automaticamente è mia nipote. Però che succede? Io mi sono innamorato di mia nipote e mi sono sposato. Quindi mia nipote automaticamente è diventata mia moglie. Poi io e mia moglie abbiamo avuto una bambina. Questa bambina non è altro che la pronipote della mia madrina. E quindi, se la mia